Eccoci nuovamente insieme, stiamo parlando di legalità, stiamo parlando di purtroppo mafia che entra nel nostro territorio, che prolifera, che impoverisce il territorio stesso, perché come diceva la segretaria Fanelli, se inizialmente può sembrare un beneficio arrecato perché magari i finanziamenti vengono dati, un certo apporto di risorse eccetera, poi in realtà è un modo per depauperare completamente di risorse determinate realtà aziendali anche significative o attività imprenditoriali, per poi lasciarne anche le ceneri o comunque situazioni che vengono a degenerare e in ogni caso illegali. Allora, ci sono molte indagini, molti filoni di indagine anche in corso, e questo ci aggiorna spesso Libera, che è sempre al corrente, segue questo anche con il suo apparato diciamo legale. Ci sono degli studi, appunto come lei accennava, dell'Università di Padova, il professor Barbonetti, che con la sua attività anche sensibilizza i più giovani. Anche voi però come sindacato siete tenuti a avere un ruolo importante, da un lato per i lavoratori, per le classi dei lavoratori molti dei quali sono coinvolti nelle aziende stesse, che poi possono essere in qualche modo travolte, no, da questo fenomeno, e ce ne sono stati casi, e tanto è vero che si è arrivato a un periodo in cui poi peraltro molti lavoratori perdevano il posto di lavoro perché l'azienda stessa veniva confiscata. E lì Esatto. ci dica un po' questa cosa qua, che forse non tutti ne sono a conoscenza. Questo è sicuramente un problema sul quale anche a livello nazionale si è da tempo cercati di intervenire, perché poi il messaggio che rischiava di passare era quello che quando interveniva la magistratura e le forze dell'ordine si creava, come dire, una situazione di maggior criticità perché le persone perdevano il posto di lavoro. Per questo c'è stato un lavoro, insomma, che è durato molto tempo, ma nella scorsa legge di bilancio è stato inserito una norma per cui nei beni confiscati è possibile attivare quel percorso che si chiama workers buyout, cioè di lavoratori che possono costituirsi in cooperativa e acquisire la gestione con facilitazione di finanziamenti, con tutta una struttura che li supporta per acquisire, come dire, la direzione dell'azienda e continuare l'attività. E questo è stato un elemento molto importante, perché appunto poi altrimenti rischiano di passare dei messaggi distorti, così come la destinazione di questi beni con finalità sociali è un altro elemento molto importante, perché consente non solo di recuperare aziende, terreni, immobili e restituirli alla collettività, ma perché diventa anche un elemento simbolo, cioè un simbolo che qualcosa che è appartenuto alla criminalità torna a essere messo a disposizione della società civile, della società legale, e questo è un fenomeno che come dire, dà una dimostrazione plastica che la mafia, la criminalità organizzata si può sconfiggere. Per questo molte volte, soprattutto nelle regioni del sud, accade che come dire, siano poi oggetto di atti vandalici, perché ha una valenza simbolica molto importante il riutilizzo del bene confiscato come dire, nella visione collettiva. Questi sono degli elementi da tenere in considerazione. Tra l'altro teniamo conto che alcuni di questi beni confiscati sono stati utilizzati adesso per dare un aiuto ai profughi dall'Ucraina. Esatto, questa è un'altra novità molto importante perché ad esempio nel nostro territorio, nel Veneto, la gran parte di beni confiscati sono appartamenti, sono box, abbiamo un numero ridotto di imprese che sono state confiscate o di terreni agricoli, e quindi riutilizzarli in questo senso è anche questo un elemento per, come dire, dare un segnale anche di reazione complessiva della società civile. Questi beni confiscati per la maggioranza sono, soprattutto gli immobili, gli appartamenti, sono dati in gestione ai comuni, che poi devono destinarli per finalità sociali. Chiaramente accogliere
chi fugge dalla guerra è sicuramente una finalità sociale molto importante, e quindi è giusto che si sia arrivati a questa soluzione. Se non sbaglio, chiedo conferma dalla regia, abbiamo il collegamento con Gianfranco Quaglio, segretario organizzativo dello Spidi Rovigo. Pronto? È con noi? Sì, buongiorno. Eccola, ben arrivato anche a lei. Allora, colgo l'occasione che adesso è qui con noi per chiedere, proprio per agganciarmi al discorso dei beni confiscati, 460 circa, come si parlava con la segretaria, nella regione del Veneto, tantissime le tipologie, però quasi tutte di carattere immobiliare, ville, terreni rurali. Abbiamo anche un grafico che ci indica negozi e botteghe sono 14, abitazioni dipendenti 25, magazzini, depositi 27, terreni agricoli 33, box posti auto 122, appartamenti in condominio 156. Quindi veramente, ecco qua, ce ne sono veramente tanti, però per fortuna sotto questo profilo aziende no nella nostra regione, vero? No, nel senso che sono comunque attenzionate, perché possiamo dire che dal 2 al 5% delle aziende venete sono attenzionate non tanto dall'opinione generale, ma evidentemente c'è un'indagine che dice che circa 3.000 aziende nel Veneto potrebbe essere a rischio infiltrazione mafiosa, quindi però, come dire, questi sono numeri che, se noi prendiamo per buoni questi dati che ci arrivano dagli osservatori, potremmo pensare che saranno sicuramente in aumento, però per il momento sono questi i dati, e la tipologia e la caratteristica è di questo tipo, come si vede dal grafico. Ecco, volevo chiedere lo stato... Posso continuare? Sì, prego, dica. Ecco, relativamente alla tipologia del bene, va anche detto però che di 400 e oltre beni, la situazione in questo momento è questa. Allora, in gestione ce ne sono 208. Cos'è la parola gestione? Significa che sono confiscati, ma non in forma definitiva, e sono in attesa di un giudizio. Cioè c'è un Questo è lo stato di burocratico assegnazione quindi dei beni. Vediamo la slide, che penso sia quelle precedenti, che indica appunto quelli che sono in gestione, in conferenza, destinati, eccetera. Sto parlando, appunto, mi rivolgo eccoli qua, perfetto, dica. Eccolo qua. Ecco, sì. Allora, come dicevo prima, sono 208 in gestione, vuol dire che non sono assegnati, sono per il momento in via di assegnazione, e beni in conferenza, questi 80, cosa vuol dire è in conferenza di servizi, cioè vuol dire che si sta mettendo in moto l'iter per poterli riutilizzare ad utilizzo sociale, e non sono ancora consegnati. E fanno 280 che non sono consegnati. Sono assegnati 92 beni. 92 beni sono assegnati, e questo è chiaro cosa vuol dire, mentre fuori gestione, che sono altri 80, vuol dire che sono beni che non è stato possibile destinare secondo le disposizioni del codice antimafia. Cioè il codice antimafia evidentemente ha dei buchi, per cui non consente che questi 80 possano essere assegnati, e nemmeno forse in questo momento presi in considerazione. È evidente che noi stiamo dentro quella partita della quantità di beni che rischiano di fare la fine di quello che dirò poi sul bene di Salvaterra, che è un esempio emblematico. Ecco, perché l'iter è così complesso, così lungo, soltanto 92 alla fine sono stati assegnati, sono numeri veramente importanti di beni? Ma il perché? Perché intanto le norme per assegnarli sono state via via modificate nel tempo, aggiornate, sai che la legge di riferimento è ancora una legge dell'82, insomma, quindi, e quindi era l'importante in quel momento in cui si è fatta la legge, era importante che si stabilissero due cose fondamentali: che si stabilisse che questi reati fossero considerati come reati mafiosi, e che veniva presa finalmente la decisione di sottrarre i beni, che è la cosa che più tengono i mafiosi. Quindi in quel momento si trattava di fare un quadro normativo che consentisse di entrare dentro questa tematica.
Poi via via, evidentemente, quando i beni sono anche di importanza molto importanti, sì, è facile dirlo, se li prende i comuni, se li prende la collettività, così come stabilisce la legge, poi in realtà la collettività è fatta di soggetti che non sono pronti immediatamente a recepire, no? Per cui io posso fare un esempio, no? Che è l'esempio più eclatante. È l'esempio quello che conosciamo bene perché noi siamo della provincia di Rovigo e quindi conosciamo questo bene. Allora, la casa in questione, che è stata, pensi un po', sequestrata dai beni dall'organo giudiziario nel 1995. Ne è stata definita tutto l'iter burocratico amministrativo nel 2005. 10 anni dopo. 10 anni dopo. L'assegnazione definitiva è stata fatta nel 2015. Allora, l'assegnazione definitiva è stata fatta al comune, il quale il comune si trova con un bene evidentemente manomesso, 20 anni che era chiuso, e che deve provvedere a queste cose, no? Quindi provvedere vuol dire rimetterlo in modo di essere funzionale e trovare chi lo gestisse poi, perché la collettività, come abbiamo detto, è una parola astratta, no? L'operazione finale si è conclusa nel 2016 con una destinazione a un ATS, quindi è una struttura di scopo che gestisce questa cosa, scaduta tra l'altro nel 20 e rinnovata per altri 4 anni fino al 2024, e che quindi possiamo dire che adesso evidentemente io non sono così tanto tecnico per poter spiegare tutti i perché di queste ragioni. Registro e registriamo anche come organizzazioni sindacali che su queste questioni, e infatti mi aggancio a quanto si diceva prima sul problema dei profughi ucraini, giustamente è un'idea che possiamo sostenere, ma è altrettanto vero che il detto fatto, se non si accelerano alcune procedure, credo non esista. Non esisteva per la situazione precedente, d'accordo che forse è un caso un po' troppo estremo, ma credo sia anche difficile sistemare adesso. Quindi, chiaro. No, ma infatti su questo voglio anche tornare per capire anche chi sono stati assegnati poi questi beni, perché delle procedure abbiamo capito che ai noi siamo... vabbè. Pubblicità, pochi secondi, la interrompo un secondo, poi torniamo insieme.